Buon pomeriggio a tutti dall'Arcoveggio, corse del 1° maggio. Si comincia con un miglio per 3 anni, sono 8 al via, 1 Elchiera, F2 Epica Daghi, 3 Elettra Bye Bye, 4 Efra, 5 Ezechiela, 6 Esotica Sì, seconda linea 7 Eva Spritz, 8 Eufobia, favore in chiusura per Efra numero 4, Antonio Greppi in sediolo, macchina che comincia ad accelerare. La velocità iniziale di Elettra Bye Bye e di Efra che si avvantaggia, sbaglia invece Epica Daghi, insiste e passa a condurre Efra su Elettra Bye Bye e sulla piegata le due procedono in vantaggio avanti a Elchia RF. Poi per corsie esterne vediamo subito Eufobia che progredisce. La decisa Eufobia va su Efra dopo 300 metri di gara, va ad impegnarla, i 400 se ne vanno in 32 comunque. All'esterno intanto ha preso posizione anche il Kia RF, in terza posizione alla corda Esotica Sì, poi Eva Spritz che prende posizione al largo a sua volta. 48,5 il passaggio agli 800, ai 600. E intanto davanti alle tribune continua a guidare Efra nei confronti di Elettra Bye Bye. Fin qui tutto molto tranquillo, con all'esterno Eufobia che si è adeguata e seguita da Elchia RF. Intanto 1-4 e 1 per gli 800. L'errore di Eufobia. Ha sbagliato numero Eufobia 8 Eufobia sulla penultima squalificato. curva. All'esterno muove anche Eva Spritz. Intanto è Elchia RF che prova la puntata contro Efra, 400 dalla conclusione, i due si avvantaggiano su Elettra Bye Bye che cerca di rimanere comunque a contatto, poi Esotica Sì, cala invece Eva Spritz. Siamo al completamento della piegata finale con Efra in vantaggio, Efra in testa, scatta in terza ruota anche Esotica Sì. Ultime battute con lo scatto all'interno di Elettra Bye Bye, si difende Efra, Elettra ci prova, centropista Esotica, finale con arrivo serrato fra Efra alla corda e all'interno Elettra Bye Bye che piombano praticamente sulla stessa linea sul palo d'arrivo. È impressione che Elettra Bye Bye riesca a passare nelle battute conclusive, allieva di, vedete, Manuel Pistone. Andiamo a rivedere l'arrivo ed è il numero 3 Elettra Bye Bye che precede Efra, mentre al terzo chiude Esotica Sì. Vittoria quindi della controfavorita Elettra Bye Bye, Manuel Pistone, per conto di Giuseppe Pistone e della scuderia dei 5 amici.